Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò la storia di un uomo che partì dall'Italia con una valigia di speranze e trovò in Brasile una nuova terra. Con le sue mani e con il suo coraggio trasformò il ferro in strumenti utili e il suo nome in un marchio conosciuto in tutto il mondo. Ma chi era questo italiano che, partendo da una piccola bottega, arrivò fino alle cucine di milioni di persone? E come il lavoro di un singolo emigrante poté diventare un simbolo universale di fiducia e qualità? Questa è la storia di Valentin Tramontina, un artigiano che dal cuore dell'Italia portò nel mondo il segno della sua tenacia e della sua visione. Alla fine dell'Ottocento, l'Italia era una terra di contrasti. Da una parte c'erano città vive, commerci e speranze di unità, dall'altra, nelle campagne, tanta povertà e fatica. Nelle regioni del nord, come il Veneto, molte famiglie vivevano con poco. La terra dava il necessario, ma spesso non bastava per garantire un futuro ai figli. I raccolti erano incerti, le tasse pesavano e il lavoro non era mai sicuro. In questo contesto nacque Valentin Tramontina, figlio di una famiglia semplice e laboriosa. La sua infanzia fu segnata da giornate fatte di lavoro nei campi, di mani sporche di terra e di sogni che guardavano più lontano delle colline intorno al paese. La comunità era unita. Ci si aiutava nei raccolti, si divideva il pane, si pregava insieme nelle piccole chiese di pietra. Ma tutti sapevano che la vita non sarebbe stata facile e che forse, per costruire un futuro diverso, bisognava guardare oltre il mare. Il grande flusso migratorio che in quegli anni partiva dall'Italia non era fatto solo di numeri, ma di storie. Ogni valigia portava con sé speranze, ricordi, ricette di famiglia, qualche fotografia, un rosario. Partire significava lasciare dietro affetti e radici, ma anche cercare dignità e possibilità in terre lontane. Era una scelta dura, a volte dolorosa, ma spesso inevitabile. Per molti italiani del Veneto e delle altre regioni settentrionali, il sogno si chiamava Brasile. Si raccontava che là la terra fosse fertile, che ci fosse bisogno di braccia forti e che i governi locali accogliessero gli immigrati con promesse di lavoro e di casa. Valentin ascoltava quelle voci e cresceva in un ambiente dove la parola partire era sempre più frequente. Ogni famiglia conosceva qualcuno che aveva preso la nave e che scriveva lettere piene di racconti e speranze. Così nel cuore giovane di Valentin si accese presto un desiderio, quello di trasformare le difficoltà in occasione. Non si trattava solo di fuggire dalla povertà, ma di costruire con le proprie mani una vita nuova. In quel Veneto fatto di sacrificio e di comunità, il ragazzo imparò due lezioni che non avrebbe mai dimenticato: che il lavoro fedele è una ricchezza più grande dell'oro e che la tenacia può aprire strade anche quando tutto sembra chiuso. Era solo l'inizio di un cammino che lo avrebbe portato lontano, fino a un'altra terra, dall'altra parte dell'oceano. Un viaggio che presto avrebbe trasformato non solo la sua vita, ma anche quella di tante generazioni. Il viaggio verso il Brasile fu lungo e difficile. Le navi che partivano dai porti italiani portavano con sé centinaia di emigranti,
Famiglie intere viaggiavano in spazi stretti, con poche valigie e tanti sogni. Il mare era immenso, le onde facevano muovere le barche di legno e il tempo sembrava non passare mai. Le giornate erano segnate da pasti semplici, canti popolari e racconti che aiutavano a sentire meno la nostalgia di casa. Ogni giorno, però, cresceva anche la speranza. Oltre l'oceano li aspettava una nuova possibilità, una terra che prometteva pane, lavoro e futuro. Quando Valentin mise piede nel Rio Grande do Sul, il cuore batteva forte. Davanti a lui c'era una terra nuova e diversa, colline verdi, campi immensi, foreste fitte e cieli molto grandi. La natura era bella, ma anche dura. Bisognava lavorare molto per avere il necessario. Le comunità italiane che già vivevano lì avevano costruito case semplici di legno, piccole chiese bianche e strade di terra. Nonostante le difficoltà, tra quelle persone c'era tanta solidarietà. Ci si aiutava a piantare, ci si prestavano gli attrezzi e ci si davano piccoli consigli sul lavoro nei campi. Valentin capì subito che il lavoro era la chiave per sentirsi parte di quella comunità. Non aveva ricchezze, ma possedeva un dono prezioso, la manualità e la pazienza. Così, nel 1911, aprì nella città di Carlos Barbosa la sua prima bottega di fabbro. Era un locale umile, costruito con assi di legno e coperto da un tetto semplice, con pochi attrezzi portati dall'Italia e altri creati sul posto. Il fuoco della forgia restava acceso giorno dopo giorno e dentro quella piccola bottega già batteva un cuore forte, il cuore dell'impegno quotidiano. All'inizio, Valentin faceva soprattutto riparazioni, aratri rotti, lame consumate, serrature arrugginite. Ogni oggetto che passava tra le sue mani tornava utile, pronto per servire di nuovo nei campi o nelle case. Un coltello smussato tornava tagliente, un attrezzo fragile diventava resistente. Alla sua abilità si univa l'onestà. Non chiedeva mai più del giusto, consegnava il lavoro in tempo, trattava tutti con rispetto. In un mondo nuovo, dove il rispetto e la fiducia erano molto importanti, questo lo rese speciale. Poco a poco la voce si diffuse. I contadini camminavano chilometri a piedi o andavano a cavallo per portargli i loro arnesi. Le famiglie gli affidavano coltelli e pentole, sicure che sarebbero tornati migliori di prima. Nelle sere d'estate, davanti alla bottega illuminata dal fuoco, non mancavano chiacchiere e racconti. Era un punto di incontro, un luogo dove ci si sentiva meno lontani dall'Italia, dove si condividevano notizie, ricordi e speranze. Valentin ascoltava tutti, ma soprattutto lavorava con le mani e con il cuore. Ogni colpo di martello sul ferro era come una promessa di futuro. Non cercava fama, cercava stabilità. Ma senza saperlo, stava costruendo molto più di una bottega. Stava creando fiducia, giorno dopo giorno. In quella piccola officina, tra scintille di ferro e colpi di martello, cominciava a nascere la storia di un nome che un giorno sarebbe arrivato in tutto il mondo. Quel piccolo spazio di legno e fuoco non rimase per sempre solo una bottega di riparazioni. Con il passare degli anni, Valentin iniziò a guardare oltre. Non bastava aggiustare attrezzi consumati, c'era bisogno di creare strumenti nuovi, pensati per la vita quotidiana delle famiglie. Ogni contadino, ogni madre di casa, ogni artigiano
Aveva bisogno di coltelli, lame, utensili resistenti. Così, tra le scintille del ferro e il ritmo costante del martello, nacque l'idea di forgiare oggetti utili e robusti, fatti non solo per durare, ma anche per accompagnare i gesti semplici di ogni giorno. I primi coltelli di Tramontina erano frutto di pazienza e precisione. Valentin sceglieva i materiali con cura, lame forti, manici ben fissati, tagli netti e affidabili. Non erano strumenti eleganti o raffinati, ma erano solidi e sicuri. Ed era questo che contava davvero. Nelle case delle famiglie italiane e brasiliane, un coltello ben fatto significava pane tagliato con facilità, carne preparata con cura, lavoro risparmiato. Ogni oggetto usciva dalla bottega come una promessa di qualità, un segno di rispetto verso chi lo avrebbe usato. In quegli stessi anni, la vita di Valentin cambiò anche sul piano personale. Si sposò con Elisa De Cecco, una donna forte e generosa che lo sostenne nelle fatiche quotidiane. Insieme formarono una famiglia numerosa, con 7 figli. La bottega non era più soltanto il frutto delle mani di un uomo, ma il centro di una casa dove lavoro e affetti camminavano insieme. Elisa, con la sua presenza discreta, teneva unita la famiglia e rendeva possibile a Valentin di dedicarsi al suo sogno. Quell'armonia familiare si rifletteva anche nella bottega. Mentre i figli crescevano e la comunità vedeva in lui un punto di riferimento, anche i suoi prodotti cominciavano a viaggiare oltre le strade di Carlos Barbosa. All'inizio erano solo i vicini a parlarne, poi i contadini della regione, infine i mercanti che portavano con sé quelle lame verso città più grandi. Così, poco a poco, il nome Tramontina iniziò a superare i confini del paese. Il cognome di famiglia cominciò a cambiare significato. Non era più soltanto il nome di un fabbro onesto e capace, ma diventava un marchio, una parola che evocava subito serietà, impegno e qualità. Era la trasformazione più grande, un nome nato in Italia che, in Brasile, diventava garanzia di affidabilità. Era l'inizio di una storia che avrebbe superato frontiere, lingue e culture, portando con sé la memoria di un uomo, la forza di una famiglia e la solidità di un sogno trasformato in lavoro quotidiano. Da quel piccolo laboratorio di ferro e di legno, il nome Tramontina cominciò a viaggiare sempre più lontano. All'inizio erano le fiere locali del Rio Grande do Sul, poi i mercati delle città vicine. Ogni coltello che arrivava nelle mani di una famiglia portava con sé non solo la forza del metallo, ma anche la fiducia costruita da Valentin e dai suoi figli. Le richieste aumentarono presto. Non erano più soltanto i contadini a cercare i suoi utensili, ma anche commercianti desiderosi di rivenderli in altre regioni. Così i coltelli di Tramontina comparvero nelle bancarelle di Porto Alegre, nelle cucine delle osterie popolari e perfino nei ristoranti che avevano bisogno di strumenti affidabili. Ogni lama raccontava silenziosamente una promessa di qualità. Con gli anni l'officina si ingrandì. Altri lavoratori si unirono a Valentin e ai suoi figli, e la bottega cominciò a produrre sempre di più. I coltelli non rimanevano più sul banco, partivano in cassette di legno, caricati sui carri o sui treni diretti alle città vicine. Ogni viaggio apriva nuove strade e faceva conoscere quel nome a un pubblico sempre più ampio.
La fama superò i confini del Rio Grande do Sul e raggiunse altre regioni del Brasile, dal Paraná a San Paolo fino a Minas Gerais. In un paese che stava crescendo, fatto di nuove città e cucine in continua trasformazione, Tramontina diventò sinonimo di fiducia e resistenza. Poi iniziò un passo ancora più grande. I coltelli e gli utensili valicarono i confini del Brasile. Non esisteva ancora un'azienda moderna come oggi, ma i prodotti viaggiavano insieme ai mercanti, ai coloni e agli emigranti. Così arrivarono anche in Argentina, in Uruguay, in Paraguay e in Cile, dove molte famiglie riconobbero in quel marchio lo stesso spirito di serietà che avevano conosciuto in Brasile. Con il tempo il nome attraversò perfino l'oceano. I coltelli e gli utensili di Tramontina arrivarono nei porti europei, portati da mercanti e distribuiti nei negozi delle grandi città. In Italia e nelle regioni del Veneto in particolare, il marchio giunse come un ritorno simbolico alle radici. Un cognome nato tra le colline venete, trasformato in Brasile, tornava ora sulle tavole delle famiglie italiane. Era come se la storia avesse compiuto un cerchio. Ciò che era partito come sogno di un giovane emigrante diventava parte della vita quotidiana di milioni di persone nel mondo, dalla cucina semplice delle case popolari fino ai ristoranti dove la qualità era indispensabile. Dietro questa espansione non c'erano strategie complicate, ma valori semplici e profondi, la disciplina imparata in famiglia, il rispetto per il cliente, la volontà di dare sempre il meglio. Ogni coltello, ogni pentola, ogni utensile portava dentro di sé la stessa filosofia: lavoro onesto, semplicità e durata. Così, ciò che era nato come un piccolo sogno artigianale si trasformò in un simbolo internazionale. Dalle cucine dei contadini fino ai ristoranti più rinomati, il nome Tramontina continuava a raccontare la stessa storia, quella di un emigrante che, con il ferro e con il cuore, aveva costruito un ponte tra due mondi. Gli anni passarono e il nome Tramontina era ormai conosciuto in tutto il Brasile e oltre. Valentin aveva visto crescere la sua bottega, trasformarsi in un laboratorio e diventare un punto di riferimento per intere comunità. Ma nel 1939 la sua vita si spense. Per la famiglia fu un momento difficile. Moriva l'uomo che aveva acceso quel fuoco, che con le sue mani e con il suo cuore aveva dato forma a un sogno. Eppure, proprio allora, avvenne il passo decisivo. La moglie Elisa e i figli decisero di non lasciare cadere quell'eredità. Così, nel 1946, trasformarono la bottega in una vera azienda. Nacque la Tramontina Società Anonima, organizzata e pronta ad affrontare le sfide del futuro. Non era più soltanto l'officina di un singolo fabbro, ma una fabbrica capace di produrre in grande scala e di portare i suoi utensili sempre più lontano. Con la nuova organizzazione arrivarono anche nuovi sogni. I figli di Valentin ampliarono la produzione. Non più solo coltelli, ma anche pentole, posate, utensili per la cucina e per il lavoro nei campi. Ogni prodotto portava inciso non solo il marchio, ma anche lo spirito del fondatore: qualità, onestà, resistenza. In poco tempo la piccola impresa familiare diventò una realtà industriale, pronta a dialogare con il mondo. L'azienda crebbe senza dimenticare le sue radici.
A Carlos Barbosa restava la sede centrale, quasi a ricordare ogni giorno da dove tutto era cominciato. Da lì partivano utensili che raggiungevano città vicine e lontane, dal Brasile al resto del Sud America, fino ad aprirsi gradualmente al mercato internazionale. Valentin non c'era più, ma il suo esempio continuava a vivere. L'impresa non era soltanto un lavoro, era un'eredità morale, uno stile di vita che univa sacrificio, fede e speranza. La storia di Tramontina diventava così la storia di tante famiglie italiane emigrate. Partire con poco, costruire con fatica e lasciare ai figli un futuro più grande. Ancora oggi il marchio porta nel mondo non solo coltelli e utensili, ma anche il segno di un uomo e della sua famiglia, capaci di trasformare una piccola bottega in un simbolo universale di fiducia, qualità e tenacia. È la prova che dai gesti semplici, se vissuti con cuore e costanza, possono nascere eredità destinate a durare nei secoli. E tu? Hai mai pensato a come un piccolo gesto quotidiano possa lasciare un segno che dura nel tempo? Ti sei mai chiesto quale eredità semplice e sincera stai costruendo con le tue mani e con il tuo cuore? Così finisce la nostra storia di oggi, quella di Valentin Tramontina, l'uomo che con le sue mani e con la sua tenacia trasformò una piccola bottega in un simbolo mondiale di fiducia e qualità. La sua vicenda ci insegna che anche dalle radici più umili può nascere un'eredità capace di attraversare i secoli e i continenti. Non si tratta solo di coltelli, pentole o utensili. Dietro a ogni oggetto c'è la forza di una famiglia, la memoria di un emigrante e il legame indissolubile tra l'Italia e il Brasile. La sua storia ci ricorda che il lavoro fatto con pazienza, disciplina e rispetto non conosce confini. È un linguaggio universale che parla a tutti, unendo le persone attorno a una tavola, in una cucina, in una comunità. In questo c'è il vero cuore dell'eredità di Tramontina, dimostrare che la semplicità può essere grandezza e che la fedeltà quotidiana può diventare un patrimonio per milioni di famiglie. Se vuoi continuare questo viaggio tra i protagonisti e le tradizioni che hanno fatto grande l'Italia nel mondo, resta con noi. Ogni settimana ti aspetta un nuovo racconto, una nuova pagina di storia che unisce passato e presente, qui su Il Cuore d'Italia.